la definizione di questa fase del procedimento amministrativo, e siccome siamo proprio Stelle accede da strutture 5 Stelle. La gestione viene individuata da co-gestionario, è stato un elemento di approfondimento e di confronto con la ditta, in quanto nel bilancio siamo in una fase di approfondimento degli elaborati tecnico-amministrativi che permetteranno, nella coerenza delle delibere che questa amministrazione ha fatto, di emanare il bando. Stiamo lavorando su questi elementi di carattere proprio amministrativo che riguardano il contesto appunto all'interno del quale il bando va redatto, e quindi siamo in questa fase, che è una fase delicata di integrazione degli elaborati che stiamo portando avanti. Sulla strategicità dell'opera io credo non vada dimenticato che questa amministrazione ha fatto un dispositivo nel 2015 legislativo per mettere tutti i soldi che le riguardano, e quindi l'impegno economico-finanziario regionale c'è tutto ed è chiaramente leggibile dal bilancio della Regione.